La nostra terra, il luogo in cui nasciamo, i suoi profumi, il clima, l'ambiente che ci circonda, producono in noi delle sensazioni straordinarie, delineano insieme ad altri fattori la nostra personalità e imprimono nella nostra mente caratteristiche indelebili che ci accompagnano per tutta la vita. Il profumo del mare, il fragore delle onde che si infrangono sulla battigia, i versi degli uccelli ricordano le profonde emozioni che può offrire una terra circondata dal mare. Sono nato in Sardegna, una bella terra adagiata da tempi antichissimi nel cuore del Mediterraneo. Nascere e crescere in un'isola può contribuire a sviluppare due personalità differenti. Alcuni non varcheranno mai quel confine fra terra e mare che li separa dal resto del mondo e vivranno tutta la loro esistenza sull'isola. Altri, come me, amano scoprire luoghi lontani dove la vita, la cultura, le tradizioni sono molto diverse dal luogo d'origine. 8,75 sta. 9,75. 9,75. Sì, eso me lo Oiga, por ahí vaya. Insieme alla mia troupe visiterò un arcipelago situato nel nord Europa che comprende oltre 500 isole, molte delle quali disabitate. Alcune di esse hanno attirato la mia attenzione perché presentano diverse analogie con la mia terra. Sono le lontane Ebridi, le isole del silenzio. In queste terre bagnate dall'Oceano Atlantico, le uniche voci udibili per un vasto raggio sono quelle della natura. Geograficamente ci troviamo a nord-ovest della Scozia, alla stessa latitudine dell'Alaska o della Siberia, ma qui il clima è molto più mite. Le coste sono lambite dalla corrente del Golfo che parte dal Centro America e interessa una massa d'acqua larga circa 60 km e profonda 700-800 metri. Alla velocità di circa 150 km al giorno, giunge in prossimità delle coste europee, dove si divide in 3 rami principali. Uno di essi penetra nei mari dell'Europa nord-occidentale e tocca le isole britanniche, favorendo tutto l'anno temperature quasi mai al di sotto dello zero. Netta è la suddivisione fra Ebridi interne ed esterne. Le isole interne, facilmente raggiungibili, sono molto vicine alle coste scozzesi, per tale motivo sono anche maggiormente conosciute e visitate.
Mal è una delle isole più note. Mentre filmiamo il delizioso paesaggio, siamo osservati e quasi ignorati da alcune famiglie di edredoni intente ad allevare la prole. La Scozia ospita una delle maggiori colonie al mondo di edredoni. Possiedono un corpo massiccio e sono molto abili nel nuoto quanto nel volo. I maschi facilmente identificabili sono di colore nero e bianco. Le femmine sono ricoperte da un morbidissimo piumino bruno che strappano nel periodo di cova e utilizzano per rivestire un anfratto della roccia dove depongono le uova. Le anatre di mare sono uccelli gregari. I pulcini imparano rapidamente a nutrirsi. Stanano piccoli pesci e invertebrati marini presenti in abbondanza in queste acque. Più a nord, protesa verso il mare aperto, Skye è la maggiore delle isole Ebridi interne. Il clima variabile e le montagne a picco sul mare rendono l'isola di Skye molto diversa dalle altre. La presenza di forti venti ha reso le coste molto frastagliate, soprattutto quelle settentrionali interessate da forti mareggiate. Un'intensa azione eolica e marina dà origine a periodiche frane e modifica la morfologia delle coste. Il mare penetra con lunghi fiordi creando una serie di piccole penisole. All'interno di alcune baie protette dal vento e dal mare sono sorte vivaci cittadine. I piccoli ma pittoreschi porti rappresentano un sicuro approdo per le numerose flotte di imbarcazioni da pesca che operano in queste acque. Le abbondanti precipitazioni caratterizzano l'ambiente isolano che, oltre al mare e alla montagna, mostra differenti e numerosi scenari acquatici.
Percorrendo le affascinanti praterie umide si possono osservare deliziosi panorami. Nell'isola di Skye non mancano le antiche abitazioni. Da oltre 700 anni a Dunvegan risiede un'importante famiglia scozzese, i MacLeod, l'ultimo clan che ancora oggi vive nel suo castello. Sicuramente meno antica, ma più curiosa, risulta essere questa struttura. È l'unica nel suo genere che ho potuto osservare nelle Isole Ebridi. L'apertura in basso di facile accesso lascia supporre che sia stata utilizzata per scopi abitativi. Pur essendo molto simile per conformazione e dimensioni, la croce celtica ricamata sulla murata e la porta d'ingresso differenzia questa costruzione dalle numerose torri spagnole che punteggiano le coste del Mediterraneo. In Sardegna sono distribuite in maniera capillare lungo il profilo costiero e nessuna di esse presenta delle aperture facilmente accessibili. Il loro scopo era quello di presidiare i centri abitati in vista di uno sbarco nemico. Gli isolani hanno sempre dovuto lottare contro coloro che dal mare venivano per predare. Nella mia terra i vicini africani erano una grave minaccia. Qui nelle Ebridi il pericolo arrivava dai freddi mari del nord. Le più esposte e maggiormente ambite erano le isole lontane dalle coste scozzesi, le Western Islands, le Ebridi esterne. Ad una visione d'insieme, le Ebridi esterne mostrano una forma arcuata e sono completamente esposte alle forti correnti e alle minacciose burrasche dell'Oceano Atlantico. Ci imbarchiamo, entusiasti di scoprire tra qualche ora il silenzio delle Ebridi oceaniche. Spesso i collegamenti con la Scozia sono difficoltosi. Oggi il mare è particolarmente tranquillo, mostra un volto insolito. A bordo siamo immersi nell'atmosfera scozzese, deliziati dal suono delle cornamuse, uno strumento a fiato noto nella forma attuale sin dal Medioevo. La melodia è molto simile ad uno strumento popolare antichissimo della Sardegna, la launetta. A differenza delle cornamuse, le launeddas sono strumenti a fiato a suono continuo, alimentate dallo stesso suonatore. Nella cornamusa l'aria è insufflata tramite un soffietto all'interno di una sacca di pelle di pecora. Ad essa sono collegate varie canne, fra le quali una fornita di numerosi fori digitali, utile per produrre la melodia. La musica e la cultura identificano un popolo, la sua terra. Spesso l'insularità contribuisce a custodire inalterata l'identità di un popolo. La navigazione procede serenamente, offrendomi molti spunti e riflessioni. Penso soprattutto alle bellissime esperienze che faremo in queste isole. Ci avviciniamo alle coste. Alcune colonie di uccelli pelagici ci danno il benvenuto. Più che in ogni altro luogo della Scozia, nelle isole Ebridi sopravvivono la vita agricola tradizionale insieme alla cultura e alla lingua gaelica. Il gaelico era parlato in tutta la Scozia fino al XIII secolo.
Oggi solamente poche migliaia di persone parlano ancora questa lingua e sono concentrate prevalentemente nelle isole Ebridi. Si sta cercando in vari modi di tenere in vita la lingua gaelica. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani la conoscenza delle loro radici, delle vicende storiche della loro terra, in modo diretto e non solo dai libri di storia. Il lessico gaelico ha dato diverse parole all'inglese parlato in Scozia, rendendolo quasi incomprensibile. Iniziamo l'esplorazione dell'arcipelago da South Uist, la più vasta isola meridionale. In lontananza la piccola isola di Barra si staglia sull'orizzonte, quasi del tutto libera da ammassi nuvolosi. Sono le belle giornate di maggio. Il cielo aperto e limpido costituisce un'occasione rara rispetto al cielo plumbeo che sovrasta queste terre per quasi tutto l'anno. Non a caso giriamo le riprese proprio in questi giorni, concentrando i nostri sforzi nelle ultime ore della sera, dal momento che nel corso della giornata il cielo è ingombrato da corpi nuvolosi molto compatti. La riserva naturale di Druid Beg rappresenta il luogo ideale per molte specie di vita. Alcuni uccelli sostano in queste lagune dopo aver percorso migliaia di chilometri in volo sopra l'oceano. Altri sono stanziali e risiedono nell'area tutto l'anno. Il versante occidentale di South Uist e delle altre isole Ebridi è ricco di spiagge formate dalle impetuose mareggiate oceaniche che in abbondanza trasportano e depositano sedimenti sabbiosi. Talvolta il mare restituisce le carcasse di grossi pesci, permettendo ad altri esseri viventi di nutrirsi. Nella riserva di Balranald, una famiglia di cigni reali si muove nelle acque poco profonde dello stagno. Quando decidono di fermarsi, riusciamo a cogliere queste immagini. L'eleganza e la grazia di questa specie silenziosa può essere ammirata anche in molti parchi cittadini, ma qui, nel loro ambiente naturale, sono molto più schivi e ci osservano con circospezione, segno evidente che la presenza dell'uomo in questi luoghi è piuttosto rara. Nonostante l'apparente serenità, il cigno è spesso di cattivo umore. In tal caso raddrizza le ali sopra il dorso, gonfiandole come vele al vento. I piccoli alla nascita sono ricoperti da un piumino grigio e bruno. Dovranno attendere 12 mesi prima di assumere la livrea definitiva. Poco tempo dopo la schiusa, i pulcini scoprono l'acqua e si nutrono dei teneri germogli che crescono nelle acque poco profonde. I piccoli cigni imparano a volare a 4 mesi e mezzo, ma continuano a seguire ovunque i genitori per un anno intero, fino alla successiva primavera, quando papà e mamma cigno li allontaneranno per dedicarsi ad una nuova covata. Percorriamo una piccola strada verso nord. Vogliamo raggiungere l'isola di North Uist, ma è necessario attraversare la piatta e umida Benbecula. Qui le riprese sono limitate per la presenza di una base missilistica inglese. Il paesaggio è costituito prevalentemente da distese fangose. Notiamo la straordinaria e pacifica convivenza delle pecore che pascolano nella fanghiglia insieme alle beccacce di mare.
Nel 1846 fu realizzata la Comity Road, la prima autentica strada moderna costruita nell'intero arcipelago. A Northwest servì per far arrivare con urgenza i soccorsi alimentari alle popolazioni affamate. Per sopravvivere si nutrivano di alghe e shellfish, molluschi depositati lungo le spiagge dalle onde oceaniche in ritirata durante la bassa marea. Le spore di un fungo dannoso infestarono le alghe marine. Le alghe, insieme alle patate, costituivano la principale fonte di nutrimento per gli isolani. L'epidemia portò ad alcuni anni di grave carestia. Oggi gli abitanti delle isole, nonostante la grande abbondanza, rifiutano di mangiare questi saporiti prodotti ittici, poiché si tratta di cibo strettamente connesso alle misere condizioni di vita del passato. Partiamo dalle isole di North e Southwest, procediamo ancora verso nord. L'isola di Harris può essere raggiunta solo via mare. La navigazione procede con cautela fra gli insidiosi scogli sommersi e le numerose isolette dell'arcipelago. Harris è l'isola che meglio rappresenta la natura selvaggia e silenziosa delle Ebridi. Le montagne, i verdi prati, i laghi dove si specchia il cielo con un abito sempre di colore diverso, sono la fonte di ispirazione per i pochissimi artigiani che tessono l'Harris Tweed, bellissime creazioni di pregiata lana famose in tutto il mondo. Da quasi 200 anni nell'isola di Harris, la particolare lavorazione della lana eseguita rigorosamente a mano è motivo di orgoglio per gli isolani. Mrs. Campbell è felice di mostrarci la lavorazione dell'Harris Tweed. Do Harris Tweed weaving. I buy my yarn from the local mills where they do the dyeing and the spinning. La materia prima, la lana, viene inserita in piccole bobine da una macchina che solo negli ultimi decenni è azionata elettricamente. Il tessuto è creato utilizzando ancora oggi questo antico e ingegnoso macchinario che funziona a pedali. La signora Campbell dice che se così non fosse non potremmo parlare di Harris Tweed, che deve essere necessariamente un prodotto manufatto. I mirabili disegni prodotti dall'intreccio dei tessuti tinti con i colori della natura
mostrano come l'essere umano possa esprimere la propria arte osservando le meraviglie che ci circondano. I disegni, le forme, i suoni, i colori che armoniosi circondano la nostra vita sono elementi fondamentali per l'espressione artistica dell'uomo. La creatività dell'uomo è nota da tempi antichissimi, quando soprattutto per necessità costruiva delle fantastiche abitazioni con le pietre. Sulla mia isola sono stati censiti circa 7.000 nuraghi, molti dei quali ancora oggi in perfetto stato di conservazione. La Sardegna è l'unica terra a custodire queste straordinarie abitazioni fortezza. Nelle isole scozzesi esiste una costruzione dalla struttura simile al nuraghe sardo. Siamo a Lewis, l'isola più settentrionale delle Ebridi esterne. Risalgono all'età del bronzo le rovine celtiche di Carloway. A differenza di altre strutture difensive presenti nell'isola, il Broch è l'unica che appare molto grande e complessa. Nel suo interno è presente una scala elicoidale costruita nello spessore del possente muro perimetrale. Nel percorrere le scale all'interno di queste mura di pietra, penso alla vita di 2500 anni fa, quando scorreva con ritmi e modi diversi rispetto ad oggi, ma certamente le necessità quotidiane sono immutate nel tempo: nutrirsi, possedere un'abitazione, lavorare. Così, più o meno, doveva essere organizzata la vita all'interno del Broch. La storia delle Ebridi, quella più recente, è legata soprattutto alle difficili condizioni di vita degli abitanti. Un problema comune con la Sardegna, prodiga di meraviglie naturali ma avara di acqua e di cibo. Nella mia terra la siccità è una grave minaccia per la vita e l'economia dell'isola. Qui nelle Ebridi il problema è simile ma opposto. Le abbondanti precipitazioni rendono il suolo paludoso e solo in minima parte coltivabile. Il risultato è che il poco suolo produttivo rende la vita difficile in questo malinconico e bellissimo grumo di terra circondato dal mare. Fulmari, mugnaiacci e molte altre specie di uccelli vivacizzano le riposanti coste isolane. Dall'alto del promontorio, la straordinaria bonaccia del mare ci permette di cogliere in primo piano lo sguardo timido e dolce di alcune foche. Il faro di Butt of Lewis indica l'estremità settentrionale dell'isola e dell'intero arcipelago, ma segna anche la fine del nostro appassionante viaggio alla scoperta delle solitarie Ebridi, le isole del silenzio. Sono i primi giorni di giugno. A questa latitudine il sole tramonta intorno alle 23 e suscita sempre una grande emozione. Sarebbe straordinario se la pace di questi luoghi esistesse in tutto il pianeta. Sarebbe meraviglioso se la vita dell'uomo non fosse così breve, frenetica, ma seguisse il ritmo della natura, una natura che ancora in molti luoghi del pianeta Terra sopravvive incontaminata e che dobbiamo assolutamente proteggere.